Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Da oggi cominciamo un nuovo entusiasmante viaggio che spero vorrete seguire per tutto l'anno perché si tratta dei nati del giorno. Dunque ogni giorno, dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, a Dio piacendo, guarderemo le caratteristiche più comuni legate ai nati del giorno. Vedremo infatti oggi i nati del 1° gennaio, ma prima di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano. Nei nostri canali infatti troverete molte condivisioni legate alla magia, all'esoterismo, all'astrologia e alla radiestesia e alla radionica. Dunque, se siete appassionati di queste materie, sicuramente troverete qualche informazione e qualche condivisione di vostro gradimento. Dunque vi aspettiamo, iscrivetevi, grazie. Veniamo allora ai nati di oggi. Il 1° gennaio abbiamo ben 19 costellazioni. Cosa vuol dire questo? Perché molti di voi non sapranno in che termini e cosa significa quello che sto dicendo. Intanto va chiarita una cosa, una nozione, che l'astrologia antica si basa sui cicli lunari, non soltanto intesi come 28 giorni e le lunazioni, che questo entra in un ambito e una competenza ancora più magica, ma controlla e osserva quali sono le costellazioni attraversate dalla Luna giorno per giorno e sulla base di questo attraversamento lunare vediamo quali sono gli influssi che riceviamo dalla sfera astrale e che si imprimono sulla nostra nascita donandoci determinate caratteristiche e determinati destini, prove destiniche. Dunque 19 costellazioni. Se noi sappiamo che 12 sono le costellazioni della sfera e del cerchio zodiacale, allora alcune sono necessariamente ripetute. In effetti la Luna passa su alcune costellazioni più volte nell'arco di questa giornata. Questo cosa determina in sostanza? Determina ovviamente alcuni aspetti più marcati degli influssi che riceviamo dunque nascendo in questo giorno, poiché l'astrologia e soprattutto gli influssi astrali ragionano in accumulo. Dunque qualsiasi costellazione lascerà delle impressioni che si andranno a registrare, a iscrivere nella nostra personalità a seguito di esperienze, di vicissitudini e che formeranno il nostro carattere e il fatto che sia presente più di una volta vuol dire che appesantisce questo influsso e che diventa appunto e assume una connotazione meno positiva. A questo punto dunque possiamo attenderci e aspettarci qualche prova in più. Rispetto magari ad altre nascite dove il numero di costellazioni è inferiore e comunque in quel caso può significare anche alcune carenze, alcune lacune. Comunque vedremo giorno per giorno di cosa stiamo parlando. Bene, ma vediamo nello specifico. Ho fatto tutta questa premessa perché purtroppo i nati del 1° gennaio avranno nella vita spesso la sensazione di vivere sulla giostra, no? Sulle montagne russe, perché da che le cose andranno bene a che andranno male. Avranno dunque molto spesso degli alti e bassi, a volte anche vertiginosi, e dunque una fortuna decisamente fluttuante. Ciò non significa comunque che con determinazione, impegno e con la garanzia che ci dà la costellazione Acquario, per la quale dopo tanti sacrifici comunque c'è la vittoria e il successo assicurati, anche loro appunto si garantiranno vittoria e successo. Dunque non temete, a dispetto di tutte le difficoltà a cui andrete incontro, sicuramente riuscirete e la spunterete senza alcun dubbio. I nati, soprattutto le nate di oggi, presentano un aspetto fisico molto bello. Questo è dato dalla prima costellazione attraversata dalla Luna, che è Bilancia, e in questo senso darà una connotazione estetica decisamente forte e bella, piacente, soprattutto alle donne, come ho detto.
Questa presenza di Bilancia però è doppia, è una delle costellazioni che si ripete due volte, il che può significare insomma alcune difficoltà magari legate agli studi, non che non sia possibile, assolutamente sarà possibile studiare, ma l'opposizione che riceviamo dalla costellazione Acquario, che è presente come seconda costellazione attraversata dalla Luna nell'arco di questa giornata e è presente anche come dominio mensile, in quanto Acquario anticamente era attribuito al mese di gennaio. Dunque questa doppia presenza di Acquario, che significa sempre, parlando di astrologia lunare antica, perciò parliamo di un'astrologia del 1500 che nasce con Rutilio Benincasa e che poi prosegue negli anni e nel tempo, è stato ripreso da altri grandi studiosi, ma parliamo appunto della presenza di Saturno. Saturno così forte indica spesso prove che possono provenire soprattutto dall'ambito familiare. Non è escluso che una di queste prove sia dovuta o causata da sofferenze o dalla perdita magari prematura della figura paterna. Ma questo potrebbe anche significare che gli studi possono o essere interrotti o ritardati proprio a causa di problematiche che prendono il sopravvento rispetto al piano che ci si era preposti o che si era figurato per noi. Comunque, come ho detto, la vittoria è assicurata, dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare, comunque ce la farete, vi conquisterete una posizione sociale buona, anche se, come ho detto, le fluttuazioni non mancheranno. Dal punto di vista della salute dovremo fare attenzione a tutte le questioni a carattere ereditario e soprattutto alle gambe, la circolazione, ma anche le articolazioni potrebbero subire e avere qualche difficoltà. Potremmo avere inoltre, perché in chiusura c'è la costellazione Gemelli, qualche difficoltà di tipo allergico oppure alle vie respiratorie. Di fatto però l'enorme presenza dell'elemento aria ci indica che la possibilità di esaurire le energie, soprattutto dal punto di vista psichico, è molto alto. Dunque dovete sempre dosare bene gli sforzi, gli impegni e fare in modo insomma di riposare e di recuperare, perché la prima cosa a cui potrete andare soggetti è proprio questi cali di natura nervosa. Un'altra piccola cosa che vale la pena di menzionare è la possibilità a cicli di avere problemi legati al fuoco o alle armi da fuoco, dunque attenzione. E infine chiudo dicendo che un'altra delle prove che aspetta i nati il 1° gennaio è quella di doversi difendere probabilmente in tribunale più di una volta, è possibile. Io però con questo concludo, chiaramente se siete curiosi, volete approfondire di più, potete contattarmi per il vostro quadrato di nascita personalizzato, ma noi ci vediamo con la condivisione di domani dove vedremo appunto i nati del 2 gennaio. Colgo l'occasione per farvi i miei auguri per un sereno 2020 e vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al mio canale YouTube, al canale YouTube del Marietto Veneziano e ci vediamo insomma domani con il prossimo appuntamento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto!